bruciano i fiori, perché i fiori hanno perso i colori. Ma l'amore no. Ma l'amore no di Arisa all'interno di Alla Catalla di oggi. Abbiamo qualcuno al telefono pronto. Oh Jonathan, che piacere sentirti. Tutto bene, tutto bene. Come stai? Come stai, mare, dopo Pasquetta, c'ho poco consumato. Domanda inutile in effetti la mia. Troppo pesci, perché le premesse c'erano tutte. Beh, insomma, ieri eravamo io lì Camasti, c'erano Andrea e Luca Gemelli De Pino, c'era Rullo Magic. Un messaggio, insomma. C'era magari Melo Sucaito. Prego? Melo Sucaito. Ah, ecco. Buttavo mare il suo cane. È brasiliano questo? No, mare, Melo Sucaito. E chiedo che quando c'è crisi, ne giocavo tutto il suo ito. Ah! Perché lato talmente stai. Ma che schifo. Pieno di sostanze, mi fai veramente mi dai un senso proprio di sconforto, ecco. Mare, buttavo il suo cane, che è un cane specialista in ricerca di erbe da canne. Ah, bene. Che niente, ieri si fece il giro un mare in bosco, non ci avevo niente, ma appunto non ci avevo completamente niente, troppo pessimo, meno male che lì Camasti ci aveva buttato qualche cusuzza, male, meno male. Sì, che noi che potevamo fumare un rosmarino dopo poco, ma io dico, in tutte le comitive del mondo, quando si va a fare una scampagnata, la gente si porta dietro roba da mangiare, si porta dietro il pallone, si porta dietro giochi di società, che ne so, tipo Trivial Pursuit. Per pescare? Siete andati al lago Pergusa? Per viaggiare, pare. Vabbè, ok. Per viaggiare. Vabbè, sì, vabbè. Ieri lo stiamo un poco. Sì. Arriviamo a punto che erano talmente pesci che stavamo arrostendo magari la colomba, ma la colomba viva, la colomba che era accamando, la capassola. Sì, se lì Camasti dice, ma che stai mettendo su la righe la colomba, mare, tagliela, vai, tagliela. Si diceva tagliela, mare, tagliela, poco detto, tagliela, certo. Niente, vai, c'ho perso, non capeva niente. Certo, bene. E poi? E niente, pare, poi ne abbiamo un po' sotto l'avoli. Ecco. Guarda, ne diciamo una. Perché fino a quel momento cosa avevate fatto? Scusate. No, ma fatto sempre, no? Tempo d'acciata. Ecco. Appena arriviamo. Però dopo mangiato un bar di una ci voleva, certo, no? Lo diceva. Andiamo sotto l'avoli, mare c'era bella ombra. Ecco. Mare Nicolau sonno. E la ruspichiamo stamattina. Cioè avete dormito sotto un albero tutta la notte? Ci feci un fungo da fronte, ma mare. Che schifo. C'era che picchiano, non ti picchiano, mare. Ma che schifo, che pelle ha questo? Ma no, mare, se chi sostanze cavi rincontro, ma che schifo. E ci ho perso, mare, individuo piglia qualunque cosa. Ma che schifo, ma che schifo. Appena visto che ci vicino un fungo, ci vuole seminare un balicicò, ci capace che c'è piglia, hai visto? Ma tra le scelte, mare, qualunque cosa di erba, di allicca mai si dice a piglia. Esatto, è il pollice verde, diciamo. È tutto verde, mare, ci ho consumato. Ho capito. Mare, tu che facessi in Pasquetta? Ma io ho fatto le cose classiche che si fanno durante la Pasquetta, quelle che fanno tutti, cioè si sta o con la famiglia o con gli amici e si mangia magari all'aperto, se si ha la possibilità di mangiare all'aperto, e poi si gioca insieme, tipo, non lo so, Monopoli, Trivial Pursuit, Quedo, poi Risico, se qualcuno ha il Risico, per esempio. Ma che Risico, cioè, si gioca anche a carte, canasta. A Risico, no, a Risico, a Risico, punto R, a Risico. E come si gioca, scusa? Dopo che ha fumato, chi dica di fumamo, c'è Risico, a vita, per tornare a casa. Ma smetti, la mattina lo spieghiamo, ci ho poco consumato. Quello col fungo in testa, figuriamoci. Ma c'è potessi, mare, a parte che l'osso spaccati di l'umidità. Effettivamente. Durante la notte cascavo risino, ma erano troppo consumati, mare. Che non sono dei piccoli arancinetti. No, mare, un risino, è la rugiada, mare, la rugiada della notte. Pensavo degli arancinetti, troppo consumati, mare. Troppo bello, però non ti vitiamo. Certo, immagino. Donne niente, cioè ragazze niente. No, mare, noi ci siamo troppo belli. Solo ragazzi. Siamo solo mascoli, solo amici, femmini, nendi, mare, nendi femmini. Però mi dicevi che il pallone lo avete portato, i 2 passaggi li avete fatti. Certo, mare. Questo è importante. Mare, Andrea e Luca sono troppo bravi con lui, io sono troppo buoni. Mare, grossa, tira, grossa, ma lì Camasti che sappiamo a tuffo, per pigliare una palla di testa, si azziccava una tistata a Napoli, è cascato qualche 20 kg di pira, ma è troppo bello. Avete perlomeno mangiato un po', così. Camasti dice, quando è perso, non sento dolore, capisci? Non senti niente, mare. Ho capito. Ci può fare chi tu vuoi, ci può tagliare in nido, ma non se ne accorge. Come non c'è? Come non ci riesci? Lì Camasti dice, ci ho perso, ormai non ci davi più sangue, c'era linfa. Ma che
È vegetale, male. Come un gormito della foresta, male. in sostanza. L'ultima analisi che ci dice una sì, licomastici, sì. male, c'è Giovanni ciacci di sangue, un cannabis, un cunciario, che visti? E il gioco consumato. Cioè loro hanno analizzato una pianta di cannabis e hanno trovato del sangue del gruppo sanguigno. No, pare analizzare il licomastice. Ah, ho capito. Non ce n'avevi più. Non ce n'è ne più. esce il liquido metastro, male, dei vini. Più davvero, male, su saggi ti matto ci rivedo. Mamma mia, ma guarda che non ci tengo ad assaggiarlo, figurati, non ci tengo ad assaggiarlo. Adesso metto una canzone. Ecco, sì, metto una bella canzone ritmata, così vi possiate svegliare, magari ripulire un po' la fronte di Allicamastice. Sto mettendo la canzone Shine On di Rio. Sei contento? Shine On di Rio è del 2008. Vabbè, va. Ciao Jonathan, buonanotte, continua a dormire. Ma che è la scatola tonno, male, ma vuoi sul Rio? Ciao Jonathan, ciao, buonanotte. Vabbè, buonanotte, ciao Jonathan, ci sentiamo in questi giorni. Allicamastice, lo dico anch'io, si troppo pesso.